storia, vieni in fretta a casa e scappi via. Non parliamo più di tempo, il tuo sguardo è sempre assente, non chiedi più nemmeno come stai. E non ti accorgi quanto mi fai male, e dillo che c'è un altro posto mio. Vai, non voltarti, vai, e vivi la tua vita come vuoi. Sono stanco di aspettare, ho paura di affollare, giuro che non ce ne faccio più. Non c'è un'altra via uscita, sai di essere importante, sei già come non torni più. Che il fuoco dentro sento che mi manchi, fermerò. Vai, non voltarti, vai, e vivi la tua vita come vuoi. Io non mi fermerò, ho già toccato il fondo, cosa vuoi? Respirerò dolore, la febbre dell'amore già entra con me. Non c'è niente da fare, no, mi hai già distrutto il cuore. Vai, non voltarti mai. Buonasera a tutti, benvenuti. Perdonate sempre il timbro della mia voce calante, non è bella come quella di Luca con cui abbiamo voluto iniziare questa serata, ma voi la cogliete lo stesso, vero? Grazie. Non saluto Luca perché già ci siamo salutati. Sì. Tanto. Ecco, prima di iniziare lo spettacolo, so che sono presenti qui in sala tante tue fan. Si usa il plurale fans o fan? In realtà ho letto su Google perché anch'io avevo difficoltà, si può dire in tutti e due i modi. Io avrei detto fans. Fans, però ci sono tante tue fans che vengono, dico solo le province, io dalla provincia di Torino, di Udine, di Caserta, di Benevento, di Napoli, di Siena, di Salerno, fatevi sentire. Non dite un poco. E ci sono paesi qua, Sarno, Nocera Inferiore, Visciano, Positano, fatevi ancora sentire che ci fa piacere. Ecco, per tutti voi che non sapete chi siamo, organizzare questo spettacolo ogni anno, questo spettacolo di solidarietà, giunto tra l'altro alla 17ª edizione. Siamo la comunità Emmanuel Fraternità dell'Incarnazione che opera in questa arcidiocesi di Gaeta. Quest'anno, come si suol dire, corrono i 30 anni della nostra nascita, infatti sul logo in alto vedete 30 anni insieme, e lo spettacolo abbiamo voluto intitolarlo per fare il mondo
più grande, perché l'impegno non solo nostro ma di tutti noi, compreso anche quello di Luca, è quello di contribuire a fare questo mondo più bello, veramente più grande nell'amore. E la semplice scenografia ci ricorda che siamo sempre in costruzione, con quelle impalcature lì e quei drappi che indicano che vogliamo veramente inondare di questo amore la vita di tutti, ecco, portare un pizzico d'amore in questa nostra società. E proprio per portare un pizzico d'amore in questa società, fateci caso, lo vedete lì in alto, un fiocco nero? Lo vedete, sì o no? Io voglio sapere, ecco. Questo fiocco nero ci ricorda qualcosa di un po' triste, ecco. Ne parlavo anche con Luca all'inizio di questo spettacolo e sicuramente